Euroregione News. Orchestra Plettro Città di Codroipo. Sfogo nel Castello di Udine. Venerdì 22 giugno alle 21 concerto a ingresso libero nel Salone del Parlamento presso il Castello di Udine per la rassegna Udine Estate 2018 del Comune di Udine. L'Orchestra Plettro Città di Codroipo è un'eccellenza della nostra regione, sebbene alcuni componenti siano residenti in Veneto. La potenza e la forza della squadra risiede proprio nel gruppo d'insieme, che sicuramente presenta differenze notevoli tra gli orchestrali. Alcuni hanno iniziato da pochi anni, ma all'interno dell'orchestra troviamo sia allievi sia i docenti. Certi elementi sono sbalorditivi. Il direttore Sebastiano Zanetti, apprezzato e ammirato da tutti per capacità e impegno, è stato allievo di Paola Selva, che ora suona la chitarra sotto la sua direzione. Ci sarà anche Domenico Furci, presidente onorario e padre ideatore dell'orchestra, con lo scopo principale di ravvivare la tradizione del mandolino nel Medio Friuli e proiettarla nel futuro con grande impegno personale e coinvolgendo il maggior numero di musicisti possibile. Ed è stato il docente di quasi tutti i mandolinisti. Venerdì 22 giugno 2018, con inizio alle 21, l'Orchestra Plettro Città di Codroipo sarà ospite nel Salone del Parlamento all'interno del Castello di Udine. Da Udine, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.